Buon pomeriggio signori e signori, io sono l'Orpes, siamo tornati ancora qui una volta con Roma. Battaglia sul ponte che io, dovete sapere, ho già giocato perché io questa puntata l'ho già giocata. Non ho registrato, ma ragazzi è stata così bella che non potevo saltarla. Sono tornato indietro e ce la rigiochiamo dall'inizio alla fine. Ragazzi, se succede quello che è successo poco fa, vi posso assicurare che è una puntata della Madonna. Succedono cose assurde. Vediamo se sarò fortunato a riavere la stessa roba oppure no. Rimanete con me. Allora, questi zotici qua li andiamo a combattere. Sono il rimasuglio delle armate di Roma. Una Roma che ha preso Cartago Nova e che ci vuole attaccare. Ci giochiamo questa battaglia, ci danno perdenti, ma ragazzi no, non è affatto vero. Le andiamo a combattere sul campo di battaglia. Io ho un sacco di unità, ho circa 2500 unità, loro ne hanno 4000 come potete vedere. Però ragazzi, la potenza del mio esercito è qualcosa che loro non si aspettano. Quindi andiamocela a giocare sul ponte. Io ovviamente so già l'esito perché l'ho già giocata, ma ragazzi non sarà una brutta partita, ve lo posso assicurare. Allora, siamo partiti sul monte che sta lontano dal ponte. Io direi invece di andare assolutamente ad avvicinarci sul ponte. Qui metteremo la nostra prima corte. Vado veloce, anzi a voi non la faccio neanche vedere. Ci vediamo direttamente sul finale della fase di preparazione. A fra poco. Allora ragazzi, disposizione molto molto semplice. Abbiamo, a parte che avevo la possibilità di mettere delle barriere, quindi le ho messe, ma so che sono inutili, ma fa figo, mi piace. Allora abbiamo messo al guado, al punto numero 1 di attraversamento, quello più largo, il maggior numero di legioni. Non sono tanto esperte, ma le ho tenute qua in difesa, dovrebbero bastare, con 2 batterie da tiro di Velites che li faranno molto molto male. Dietro c'è tutta la cavalleria, perché il mio obiettivo è quello di attraversare e di andarli a colpire. Dove colpirli? Qua al ponte, perché noi abbiamo delle altre truppe legionarie, prima corte e 2 truppe esperte di legionari pronti per bloccare l'avanzata dell'esercito nemico sul ponte, cosa che prevedo accada. E poi abbiamo 4 unità di tiratori. Vediamo adesso se ho disposto bene le truppe. Più o meno ho seguito l'andamento che avevo seguito qualche ora fa. Iniziamo la battaglia e portiamo avanti subito le truppe. Eccole qua, prima che ci vengano a rompere le scatole. Questi li teniamo in zona Cesarini, in modo tale da non avere problematiche poi in futuro. Queste le disponiamo dietro la prima corte e siamo tutti contenti. Queste le facciamo avanzare in testuggine e li teniamo qua in formazione, così non si buscano le frecce del tiro. Anche questi li teniamo in testuggine e siamo a posto così. Nella parte di qua abbiamo la nostra cavalleria che è pronta ad attraversare, deve farlo immediatamente, quindi via. Questi li spostiamo al centro perché stupidamente la IA mi butterebbe giù queste barriere, maledetta la IA. E qui mettiamo i nostri legionari. Guardate qua che casino che... Ma porca, guardate che tira giù, incredibile, tirano giù le barriere. A few moments later. Quindi prendiamo la nostra cavalleria e subito ci portiamo in posizione di attacco. Tra l'altro formazione sbagliata, perché me l'ha messa così il gioco, maledetti. Vabbè, andiamo avanti un po'. Eccoli qua, eccoli che si avvicinano i loro alleati. Ok, ci tirano le frecce, ma noi ce ne freghiamo. Non dovrebbe essere un problema. Ok, sì, più o meno. Andiamo avanti con la cavalleria e iniziamo delle azioni di disturbo. Purtroppo siamo in ritardo sugli arcieri, peccato. Peccato, va bene. Avevo messo la formazione proprio per non esporre il generale, invece il primo che essere esposto sarà il generale, va bene. Noi tiriamo dritto per dritto, il generale sarà anche, no, riposato per ora. Qui continuiamo a prendere colpi, ma vedete che non ci fanno veramente nulla. Magari
Ma avvicino anche questi per prendere un po' di danno dagli arcieri. Teoricamente informazioni non dovrebbero prendermelo, però non ne sono certo. Questi allontaniamoli da questa zona che mi fanno parecchio paura. Ok ragazzi, abbiamo preso i primi arcieri. Qua abbiamo la cavalleria. Ok, dai generale. No, 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 no. Via, via, via da qua. Via da qua. Via da qua. Abbiamo fallito nel tentativo di prendere gli arcieri. Peccato. Andiamo. Ok, abbiamo subito un po' di danno, ma non troppo. Ok, andiamo a impattare sulla loro cavalleria. Eleviamoci dalla portata degli arcieri. Ok. Nel frattempo di qua non sta arrivando nessuno, perciò queste le portiamo qua. E queste 4 invece dovrebbero essere tutte. Fatemi controllare. Ok, le teniamo ancora qui, direi, dai. Le teniamo ancora qui. Però magari una la portiamo, dai. Una la portiamo. Iniziamo a spostarci. Ok, queste 4. E andiamo qua a vedere. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Mi sono addormentato. Portiamole via. Portiamole via. Ah, hanno fatto anche un livello. Porca miseria, mi sono... aiuto. Era andata meglio, ragazzi. Quando l'ho giocata era andata meglio. Continuiamo a subire attacco. Abbiamo perso un po' di uomini, un po' di uomini. Magari la direzioniamo un po' di più verso il tiro. Questo dovrebbe aiutare un pochettino. Però facciamo che le portiamo indietro, dai. Anche questa. Dal dietro subiamo molto più tiro. Porca miseria. Non l'ho giocata poi benissimo. Va bene, niente. Questi chi sono? Leve? È vero, sono leve? Sono leve che tirano. Allora andiamo a prenderle. Andiamo a prenderle. Ci rompono le scatole, andiamo a prendere. Qui ce ne sono altre. E qui no. Però qua ce ne sono altre. Andiamo a prendere queste all'interno della boscaglia. Perché hanno puntato... No, 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 no. Queste. Queste. Madonna, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Difficoltà coi comandi, Qua. Qua. Oddio. Ok, qui c'è il generale. Ascoltate, usciamo dalla boscaglia perché qua non riusciamo a giocare in maniera corretta. Intanto qua cosa succede? Ah, vengono a romperci le scatole. Va bene, adesso avanziamo anche noi a questo punto. Devo stare attento, qua. Tanto sono arrivati i primi rinforzi. Ma continuano a colpirci. Dovremmo colpirli anche noi adesso. Ok. Madonna, che strage. Ok, ci siamo allontanati. Se non altro ho ancora la cavalleria. Allora, portiamo questi ragazzoni qua e andiamo a rompergli le scatole. Qui chi sono? Che non li vedo. Ok, destratore di cani, va bene. Sarebbe interessante far fuori gli arcieri, ma non si riesce. Continuano a picchiare contro i miei, fa niente. Prima o poi finiranno le frecce. A sto giro sacrificheremo la nostra legione, più grande, ve lo dico. Perché è la scelta migliore per quanto mi riguarda. Allora, cani da guerra, andiamo a prenderli. Ok, sono arrivati tutti loro, sono molto schierati.
Nello scorso gameplay avevo giocato estremamente meglio, li avevo subito andati a rompere le scatole, non gli avevo dato la possibilità di tirare. Vabbè, vedremo come andrà questo gameplay. Ogni gameplay, ragazzi, lo sapete, è diverso, quindi ogni campagna, ogni puntata merita anche di essere vista. Non subiamo tanti danni per ora, insomma, abbiamo perso 40 uomini che non sono pochi, però. Bene, intanto questa unità di cani da guerra è scossa. Qui abbiamo 2 unità di arcieri liberi. Qui abbiamo i triari, dobbiamo stare attenti, però. Andiamo a prenderceli. Vediamo se si mettono in mezzo oppure no. Intanto arrivano le mie ben 4 legioni. E magari 4 legioni, scusate, 4 manipoli di uomini. Facciamo un giro un po' più largo. Questi si sono potenziati, ma non è mio obiettivo andare a colpirli, bensì voglio prendere questi. Ecco che se ne sono accorti. Ok, stanno avanzando anche questi, ma a me non interessa. Attenzione, attenzione, non devo essere ingaggiato. Ok, li abbiamo sbriciolati. Passiamo in mezzo. E allontaniamoci da tutto questo tiro. E voilà, manovra perfetta. Manovra perfetta. Ok, aspettiamo che se ne vadano. Qui intanto è arrivata una legione. Attenzione, cani che ci vengono incontro. Andiamo a metterci qua. Però non dovrebbero essere un problema. Non devono passare, ma non dovrebbe essere un problema. Ok, questi mi inseguono. Io mi allontano ulteriormente. Senza fiato, siamo. Ok, è una stanca. Ok, perfetto. Eccolo che arriva. Pronti all'impatto. Pronti all'impatto. Eccola qua la cavalleria. Ok, ma ragazzi, li stiamo ma guardate il tiro, mamma mia, il tiro incredibile. Ok, devono avere finito le munizioni. Ci mettiamo anche con questi, così tiriamo pure con questi. Questi hanno già tirato. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ok, adesso si stanno spostando. Dobbiamo attendere il momento buono per attaccare con la cavalleria. Ragazzi, generale scappa. Generale scappa. E anche l'altro, signori. Mamma mia, mamma mia. Un gruppo di arcieri cerca di spaventarci così, ma non ce la fa. Ricomponiamoci. Ok, perfetto, ottimo, ottimo. E arrivano anche i prossimi. Ok, guardate qua. Andiamo a caccia di generali nemici se riusciamo. Qui intanto si stanno posizionando. No, non voglio lo scontro. Torniamo indietro. Guardate, facciamo che vanno solo 2 di questi a prendere. Ah, niente, è ritornato in battaglia. Allora ci mettiamo qua, che questo è un bel bottino, ragazzi, se riusciamo a prenderlo. Tanto qui c'è ancora lo scontro. Mamma mia, pioggia, pioggia. Piovono pilum, signori, piovono pilum. Le ombrelle non servono a molto. Le ombrelle non servono a molto. Allora, andiamo di qua. Prendiamo questa anche se vicino alle spade, perché l'obiettivo poi è spostare queste unità, farle spostare verso di qui. Se riusciamo, ragazzi, è una bomba. È una bomba. Non sono così stupidi. Si spostano. Questi rimangono qua e noi andiamo su questi, allora. E li travolgiamo completamente. Completamente. Bene. Qui intanto la battaglia si fa più intensa. Abbiamo finito il tiro. Anche qua. Anche qui. E anche qui. Ok, di là non ci sono più truppe. Ok, va bene. Continuiamo a colpirli. Colpire gli arcieri. E poi ce ne voliamo via. Molto resistenti questi arcieri. Molto, molto, molto. Ok.
Bene, sfondata la linea completamente. Dai ragazzi che dobbiamo ritirarci. Ci ritireremo nel bosco. Ok, via. Via subito in ritirata nel bosco, ragazzi. Qua continua. Ah, questi hanno i pilum da lanciare. Vabbè, però adesso sono in formazione. Non possono fare nient'altro. Questi li portiamo in posizione arretrata. E iniziamo a preparare lo schema che avevo utilizzato anche precedentemente. Avevo qualche legione in più effettivamente, però. Eccolo qua. Ok, loro mi inseguono. Mi seguono nella foresta, convinti di prendermi. Io mi sposto. Mi sposto. Qui ci sono degli arcieri deboli da prendere. Sarebbe interessante avanzare con questi. Spostiamoci così. Mi piace farli spostare. Dai, spostatevi, spostatevi. Quelli che non attaccano qua sono quelli che girano. Qui quanti ne sono rimasti di uomini? 191. Che è abbastanza. Non troppi, però abbastanza. Andiamo a chiudere l'informazione. Ok, magari un po' più stretti tra di voi. Ok, stanno tornando, ma noi facciamo il giro e andiamo a prendere questa unità. Molto stanchi, molto stanchi. Attenzione all'unità del generale che è un po' sotto tiro. Attenzione, ma non dovrebbero prenderci. E invece ci hanno preso, benissimo. Benissimo, benissimo. Via, portiamo via l'unità del generale. Con queste scendiamo. Via, 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 ragazzi. Ok. Ok, portiamolo via. Loro andranno a inseguire l'unità del generale. E noi piombiamo su questi come il tuono. Ok. Dentro uno, dentro due. E poi arrivano gli altri. Ottimo, ottimo, ottimo. Qui la legione continua a fare il suo. Va bene. Hanno ancora tanto tiro purtroppo. Ok, allontaniamoci prima che arrivino loro. Dai. Dai. Fermo il generale, torna indietro. Hanno capito. Hanno capito, via, 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 via. Non ingaggiate, non ingaggiate. Solo un cavallo è ingaggiato per ora. Ok, mi ho fatto fuori un'altra unità di arcieri. Ci portiamo qua. Via, 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 ragazzi. Via, via. 3 unità fatte fuori. Mamma mia, potenza il tiro comunque, Fermatevi. Ok. C'è ancora il generale che lampeggia, ma va bene. 133. Facciamo arrivare a 100 più o meno. Dopo gli diamo il cambio. Abbiamo ancora 4 legioni pronte noi per l'attacco. Attenzione a queste. Cercando di farla riposare. No, allora dentro, ragazzi. Cioè, vengono proprio in faccia e noi li andiamo a punire. Vai, ragazzi, dentro, dentro. Ok, fuori uno, fuori due. Là là. Là là. Ottimo, ottimo, ottimo. Potremmo anche battercela, con questi. Guarda, guarda che hanno gli arcieri nascosti. Andiamo via, andiamo via. Andiamo via, andiamo via. Andiamo via. E questi li va a prendere il generale. Mi è rimasta una cavalleria dentro. Ah, vogliono scontro uno contro i miei legionari, va bene.
Ok, siamo a 100. Ora andiamo qua. Dai ragazzi, forza, forza. No, 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 no. Prima corte. No, ci ha lasciato la prima corte. Vabbè, ragazzi, non tutte le ciambelle vengono con il buco. E questa è una dimostrazione. Andiamo avanti. Vediamo qui intanto cosa sta succedendo. Ok. Ok, portiamo la cavalleria da questo lato. Ok, le nostre legioni hanno fatto il loro lavoro. E ora andiamo contro queste lance. Questa a questo punto la mettiamo di qua. Bene. Rimangono solo questi uomini sul ponte, ma vedete l'accerchiamento è stato, diciamo, totale. Mettiamo queste forze poi pronte per attaccare. Attenzione, attenzione. Attenzione. Facciamo riposare un po' la cavalleria perché la vedo messa abbastanza stanca. Ok, facciamo avanzare i nostri uomini. Vediamo se ci lasciano in pace, ma mi sa di no. Dai, li portiamo verso le nostre due legioni. Ah! Avete capito cosa voglio fare, con queste legioni? Avete capito. Riposatevi. Ok, dovremmo riuscire adesso a intercettarli. Bene, siamo ancora nello scontro, nel pieno scontro. Ok, ecco qua. L'ho gestita meglio la prima, ve lo dico, l'ho gestita decisamente meglio, però. Allora, direi, mettiamoci dietro. Vabbè, sono un po' esausti, però adesso avranno tempo di riposarsi. C'è tempo per fare un'ultima carica. Non vado neanche a fare il cuneo perché non mi interessa andare a sfondarli. Voglio solo colpirli da dietro e farli andare via. Farli lampeggiare. Dovrebbero lampeggiare assai adesso. Molto velocemente. Ok, non ci sono altre truppe nel campo di battaglia, no? Abbiamo solo loro. Dai ragazzi, forza. Ok, adesso lampeggiano. Isolati contro 30.000, cioè normale. Allora, ne teniamo questi legionari qua. Ok, perfetto. Portiamo i nostri uomini qua. E gli altri li diamo alla caccia. L'unico che portiamo via è il generale. E andiamo avanti con una bella avanti veloce. Qui comunque i miei uomini resistono in questo semicerchio. Il generale lo porto qua perché dà comunque, a parte che vuole vedere comunque la battaglia, e poi dà comunque una mano. Questi scappano. Li falciamo. Ok, hanno finito. Ok, bene. E adesso ragazzi si va sul ponte. Si va sul ponte. Potrei dargli anche un'ispira, magari se anche il generale va sul ponte non sarebbe male. Questi li facciamo riposare un attimo. Guardate qua. Guardate qua. Accerchiati oramai. Si danno alla fuga. Guardate qua che massa di persone. Tra l'altro, vabbè, non dico cosa sembra, però comunque lo scontro sta avvenendo. Guardate che bella la formazione d'accerchiamento. Qui hanno cercato di sfondare in qualche modo, ma hanno subito le conseguenze.
No, teniamoli così finché questi uomini qua non finiscono. Intanto qua un tritacarne, ragazzi. Questa... Possiamo buttare dentro anche le truppe. Oramai è un tritacarne. Oramai è un tritacarne. Portiamo il generale in posizione, sempre più avanti. Ma è un tritacarne, ragazzi. È un tritacarne. Mamma mia, bella questa immagine comunque. Bellissima. Guardate che bella. Fantastica. Un tritacarne, signori. Portiamo avanti ancora un po' il generale. Tanto il tiro ormai è finito. Qui. Ok, stanno riposando. Ok. Eccolo qua. Ragazzi. Un tritacarne. Continuiamo. Non c'è fuga da questo tritacarne. La fine che devono fare i romani che ci hanno tradito, sterminati. E quelli che si liberano, cacciati. Qua riescono ad andarsene, ma... Mamma mia. Che emozione, ragazzi, che bello. Queste scene veramente bellissime. Andiamo avanti. Continuiamo a tritare questa gente. Ragazzi, allora, io direi che la possiamo anche terminare qui. Secondo me non se ne salva nessuno, ma per sicurezza la continuo. Ci vediamo fra un attimino. Ok, ragazzi, la battaglia l'abbiamo fatta. È stato veramente uno sterminio. Terminiamola. E guardate, ragazzi, ho perso 482 uomini. A meno rispetto a quelli della scorsa partita. Ne avevo persi circa 700. E però le perdite loro veramente imbarazzanti. Cioè, praticamente li abbiamo sterminati completamente. Bello, 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 ragazzi. Sono veramente contento. Voilà. E voilà. Morti. Sotto l'impeto di Roma. Guardate. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Solo triarli. Mamma mia. Gli uomini li andiamo a... potrei schiavizzarli. Però in realtà... non si meritano, quindi morte. Sono curioso di vedere come cambierà la storia rispetto a quella che io ho giocato. Sì, cambierà. Bassi fondi ad Aleria. Sì, purtroppo non mi sono ricordato. Intanto abbiamo raggiunto tradizioni militari. Ok. Grado aumentato al generale anche. Abbiamo perso degli uomini. Crisi alimentari su Roma. Gravissima crisi alimentare. Ribellione imminente in Cisalpina. Ragazzi, insomma, un bel casino. Annali di famiglia, Neo Destidio Curio. In seguito alla morte del membro della famiglia, questo personaggio fa voto di onorare la memoria sacrificando un animale una volta l'anno all'anniversario della morte. Quindi più zelo. Interessante questa locandina, non me la ricordavo. Allora, andiamo a investire un po' di soldi. Vado veloce perché avendolo già fatto, ovviamente capirete che a me non è che... non devo star qui a fingere. Ah no, questo sì, questo no, non lo voglio fare. Qui però, cacchio, ho sbagliato. Avremo dei ribelli il prossimo turno. Male, ho sbagliato. Va bene, fa niente. Qui andiamo a fare l'altare di Giove. No, andiamo a fare il bosco sacro perché mi serve subito della stabilità. Bene, qui ad Aleria andiamo a togliere questi. E questo, ragazzi, è un bel casino perché mi servivano dei campi. Saremo in ritardo di almeno un turno, quindi male. Poi, allora, altre cose da fare. Qui ci sono i cavallini, va bene. C'era qualche... qua andiamo a fare una torre di vedetta. Ragazzi, qui adesso ci divertiamo. Allora,
Questa è la mia spia che è scesa. Mi voleva far vedere la zona qua. Io l'avevo portata di qui, ok, per vedere com'era la situa. Ok, abbiamo qui gli eredi di Fenicia che potrebbero darci delle problematiche, ma neanche troppo. Adesso torniamo a vedere a Deborah se è cambiato qualcosa, ma no, direi proprio di no. Qui c'è una legione da 18 e qui da 20 che ha una gittata incredibile, perciò ragazzi scendiamo e qui teniamo a Toletum la nostra legione, intanto che cresce praticamente la ricostruzione. Questa la andiamo a sabotare se riusciamo. Questa legione qua, così facciamo prendere anche un po' di esperienza. Non è riuscito, va bene. Qui li andiamo a... wow. Allora, qua sicuramente andiamo a dare più esperienza per turno, perché secondo me è una delle cose che migliori. Posso dargli indomabili legionari? Assolutamente. Indomabili legionari? Assolutamente. Non l'avevo visto. Poi andiamo a fare meno mantenimento, più morale nelle battaglie da campo e più esperienza ancora. Quindi sono veramente pompate per quanto riguarda l'esperienza. Togliamo la modalità di costruzione del forte sul fiume. Ok, abbiamo abbastanza unità, direi, a parte la prima corte che potrebbe essere può essere in difficoltà, però direi che addirittura allora ragazzi forse non ho neanche bisogno di attaccare la città con le armate che avevo fatto prima. Prima avevo fatto un attacco simultaneo, qua non c'è neanche bisogno. Direi di andare in modalità, ma anche di aggressione in realtà, perché comunque... No dai, rimandiamo in modalità equilibrio. Tanto comunque la battaglia è vinta e stravinta. E voilà. Dai che forse anticipo allora di un turno la presa della città. Ovviamente la cavalleria è messa male, ma me lo aspettavo. Fatemi vedere. Andiamo a... schiavizziamo, perché i generali non vanno uccisi, vanno schiavizzati. Proprio in onore di questa cosa. Qui abbiamo un esercito ribelle che si è formato, perciò lo andiamo a prendere con questo generale. E voilà. Ottimo. Qui il nostro amico lo andiamo sempre a fermare se riusciamo, vediamo. Bene, ottimo. Qui abbiamo la città che sta crescendo. Ah bene, guarda la spia che qua è aumentata di abilità. Gliele diamo subito. Gli diamo sicuramente più astuzia. Va bene per il mantenimento, ci può aiutare. E poi qui gli abbiamo dato un più un'autorità. E poi questo non male, aumenta la probabilità di tutte le azioni. Quindi forse era meglio quello che non il mantenimento. Ormai l'abbiamo fatto. Ok, qua la legione la teniamo qua coperta. Qui i legionari, va bene, sono in questa situazione qua, non ci possiamo fare nulla. Ah, tra l'altro volevo farvi vedere questo qua. Non ho capito se sono miei alleati o se sono quelli che stavano scappando prima. Mi sa che sono quelli che sono scappati, quelli che controllavano la città di Rutibus. O Rutubis, scusate, Rutubis. E li abbiamo... non erano scappati alla fine, ma semplicemente era un problema di caricamento. Ma sono finiti qua. Quindi dobbiamo stare attenti, perché Tingis è sempre un po' sotto attacco da questi. È vero che sono messi molto molto male, come potete vedere, però qualche unità ce l'hanno ancora integra, quindi meglio evitare. Ora con la flotta andiamo a far fuori questa nave e a questo punto anche ad assediare la città. Quindi andiamo a farla fuori. E voilà. Direi che una modalità equilibrio va più che bene. Stiamo danneggiando sempre di più la città, tanto che secondo me già in questo turno la possiamo prendere benissimo. Li andiamo ad uccidere. Sono prigionieri i marinai. Il capitano del mare deve sempre rimanere sulla nave, quindi seguire il suo destino. Continuiamo il blocco navale. E adesso scendiamo con questa legione. Io però queste forse... Mi spiace rinunciare alla cavalleria, però
non sono messi molto bene. Ma io direi di andare direttamente sulla città e ce la prendiamo. Guardate ragazzi, la forza dell'esercito avversario rispetto alla nostra. Direi che non c'è neanche da chiedere. Si va in modalità equilibrio e via. E si prende la città. Ragazzi, i secessionisti sono finalmente morti. Oh, bella. E per far capire che è cambiata la musica, si rade tutto al suolo e si prende la città. E siamo anche aumentati di Imperium, ragazzi. Contentissimo. Fazione distrutta, ragazzi. Finalmente. Mamma mia, quanti gameplay era che volevo farlo. Mamma mia, sono contentissimo. Tra l'altro, una cosa che volevo dirvi era che questi secessionisti c'avevano veramente, se vi ricordate le puntate molto indietro, un bel po' di puntate fa, ci hanno veramente rotto le scatole perché avevano interrotto l'assedio di Toletum. Sono dovuto fuggire, mi avevano preso Saguntum, un casino ragazzi, un casino. È stato veramente un intoppo pesante doverli gestire, però niente, ce l'abbiamo fatta, quindi sono contentissimo di questo. Allora, facciamo i campi di Marte. Sono veramente contento ragazzi di poter chiudere così la fazione, i secessionisti. Guardate ragazzi, veramente. Col cibo invece siamo messi ancora parecchio male. Parecchio male. Bisogna aspettare nei prossimi turni per vedere se rientriamo, ma non sono per niente fiducioso della cosa. Io non vedo, tra l'altro, non vedo altre crescite di campi nelle varie zone, quindi direi che siamo messi abbastanza male. Qui addirittura sto facendo una fortezza che potrebbe rubarmi del cibo. Ah, eccolo qua. Ok, qui abbiamo fatto, qui facciamo un campo, perfetto. Qui, visto che abbiamo denaro e truppe, andiamo a fare un po' di truppe perché sì, perché le voglio. Quindi andiamo a fare un po' di tiro a sto giro e un po' di fanteria. Era un progetto, non lo faccio ovviamente ragazzi giocando, sapendo cosa accadrà, ma lo sto facendo proprio per fare quello che avevo fatto prima fondamentalmente. Ah, qui c'avevo una legione, non mi ricordavo. Ma questi chi sono? Cacchio, un esercito ribelle anche bello grosso. Allora, vediamo se con le truppe cittadine, dai, è andata bene, con le truppe cittadine riesco a disfarmene. Non mi ricordavo questa cosa, ragazzi. Questa non l'avevo vista neanche nel gameplay precedente. Andiamo in modalità aggressione. Dovremmo stravincerla, quindi sono 4 straccioni. Ecco, infatti, guardate qua. Ho prese di santa ragione, ovviamente. Figuratevi se le unità di guarnigione facevano qualcosa. Andiamo a massacrarli. Abbiamo recuperato un po' di cibo. Meno 18, passiamo a... rimaniamo meno 18. Bene. Bene, ma non benissimo. Allora, queste unità qua non sono particolarmente forti, quindi le uniamo assieme. Questa è l'unica non veterana. E andiamo a terminarli a questo punto in modalità equilibrio, senza esagerare. Ok, avranno bisogno un po' di riposo queste unità. Uccidiamo tutti. E voilà. E voilà. E voilà, signori. Ok, ci siamo liberati. Passiamo da meno 18 a meno 16. Comunque è una grave carestia. Io l'ho scritto nella puntata scorsa. Questa è veramente una grave carestia. Diminuiamo il mantenimento. Andiamo sulla capacità in battaglia di aumentare la gittata. Allora, secondo me questa legione potrebbe veramente iniziare a portarsi in zona di qua. Potrebbe andare a portarsi in zona di qua. Fatemi vedere. Mi aumenta di meno 4 l'ordine pubblico. Però qui mi aumenterebbe. Allora, facciamolo. Perché comunque mi dà qualcosa. Mi dà comunque delle robe importanti. Quindi va bene. Allora, potrei portare una legione qua. E poi magari sarebbe abbastanza veloce da portarla a casa base. Che di fatto io qui non me ne faccio nulla di questa legione, se non per sedare le rivolte, ma
Come fa a esserci meno 13 però, ragazzi? Scusate, andiamo a vedere un attimo. Ma perché non... Perché la cultura? Perché la cultura, esatto, è per il 60% diversa dalla nostra, non è latina. Quindi ci vuole un po' di tempo. Non so se lasciarli in zona. È che non mi recuperano, vedete? Solo che meno 13 a breve potrebbero ritornare. Potrebbero ritornare. Ma Garamantia aveva anche questa. Scusate, fatemi vedere. Garamantia aveva anche questa. Da qua 1, 2, 3. Da quanto si è preso la Numidia anche Garamantia? Ai ai ai. Garamantia potrebbe essere un problema. Io non. Garamantia era. Però è fedele Garamantia. Però mi odia, ragazzi. Garamantia era. Cioè, doveva avere solo queste due province. Invece, guardate, si è preso anche il nostro. La nostra. Mi piace. E guardate, e sta continuando. No, 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 raga. Qua bisogna mettere un freno a Garamantia. Adesso portiamo la legione qua. E dobbiamo assolutamente porre un freno a questa cosa. No, no, non esiste una cosa del genere. Stiamo scherzando. Cioè, Garamantia ha 1, 2, 3, 4 cittadine a breve. E non mi stupirebbe se attaccasse anche guerre di Midi e poi si prendesse. Cioè, poi ci siamo solo noi, ragazzi. No, no, Garamantia va fermata. Va assolutamente fermata. Vabbè, sapevo che sarebbe diventato un problema nel tempo, però non pensavo così velocemente. Va bene, nel frattempo abbiamo esaurito anche tutto il denaro. Siamo malattia, c'è mancanza di cibo. Insomma, una festa. Una festa. Questa unità allora può già andare qua, ragazzi. Al prossimo turno. E anche loro. Però loro per ora li lasciamo a Toletum per ora. A meno che uscendo dalla città. Ah sì, guardate. 5 punti in meno di disagio. Allora portiamoli qua. Portiamoli fuori dalla provincia. Queste due potrebbero andare a prendersi Corduba. Corduba che è dentro con Toletum. Quindi ci potrebbe stare alla grande. Perché io poi mettendo le truppe a Corduba riuscirei a tenere sia uno che l'altro. Interessantissimo. E mi avvicino tra l'altro Corduba, ragazzi. L'ultimo posto quindi è Gades. Vediamo se sarà l'ultima presa sarà Corduba o Gades. È interessante, veramente interessante. Va bene, ragazzi, io direi che il gameplay può finire qua. Abbiamo fatto già tanto in questo gameplay. Non è successa una cosa che dovrebbe succedere il prossimo, quando darò la fine di questo turno, ma lo vediamo nel prossimo gameplay. Perché? Perché sono sadico. Mi piace farvi soffrire. Tanto vedo che continuano a aumentare le costruzioni a sfavore del cibo, ma d'altronde non ci possiamo fare molto. Fatemi vedere, tra l'altro, qui non mi sembra di aver fatto. Ah, contratti abbiamo fatto. Vabbè, allora, è abbastanza buona, però devo andare poi sull'agricoltura, ragazzi, e sbloccare questo. E sbloccare irrigazione migliorata, perché ho bisogno dei canali di irrigazione. Delle strutture con i canali di irrigazione. Sono solo 5, però va fatto. Se prima avevo paura di una rivolta interna al Senato, adesso ho paura della mancanza di cibo. Siamo deboli, ragazzi, non abbiamo unità che si rinforzano, i soldi comunque ce ne sono tanti, ma non sono neanche una cosa enorme. E qua non abbiamo ancora terminato questi maledetti, ma vedrete che lo faremo. Vi aspetto per il prossimo episodio. Ciao, ragazzi.